Beh, li abbiamo provocati da un certo punto di vista perché abbiamo esposto la bandiera del Veneto, siamo fieri di poterla esporre, saremo sempre fieri di poterla esporre. Consiglio comunale decisamente rovente quello di ieri a Treviso, non c'entra nulla il picco dei 40 gradi in città, ma la bandiera del Veneto, srotolata ad inizio seduta dalla maggioranza che poi voleva appenderla dietro ai propri banchi ed è stata subito oggetto di scontro politico da parte delle opposizioni. Le istituzioni vanno rispettate, quello non è un circo, non si possono fare, come dire, sbandieramenti di cose folcloristiche. I venetisti hanno sempre tentato di candidarsi in consiglio comunale e non sono mai riusciti ad eleggere un candidato. Questa volta si sono fatti più furbi, sono entrati nella lista di Mario Conte, hanno concentrato i voti su una persona che poi è diventata pure un assessore, ma da questo a fare il folklore all'interno di un'istituzione, questa proprio no. Nel battibecco prolungato, immancabile l'intervento dell'ex sindaco Gentilini. Se avessero esposto la bandiera con la faccia e martello, forse la sinistra avrebbe applaudito e io l'avrei massacrata. Chiara la posizione della maggioranza anche a sostegno dell'assessore Nizzetto, più volte presa di mira per l'utilizzo della bandiera veneta. Io credo che l'esposizione della bandiera rappresentasse un omaggio alla razza Piave. Non c'entra assolutamente con le cose politiche. Diversa la lettura da parte delle opposizioni. Dice chiaramente il regolamento del Consiglio Comunale che non si possono esporre bandiere che non siano quelle italiane. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quella era una bandiera che non c'entrava niente, avremmo fatto la stessa cosa se avessero messo fuori la bandiera dell'Inter, che magari non piace tanto al sindaco Conte.